Nel cuore della remota Cesarea di Cappadocia, tra le colline che si libravano verso il cielo e gli uliveti che danzavano con il vento, nacque Dorotea. La sua venuta al mondo fu come un raggio di luce e fin dalla più tenera età la sua bellezza e la sua santità la distinsero dagli altri. Persino i pagani, noti per la loro diffidenza verso i credenti, non poterono fare a meno di ammirarla. I fedeli del luogo la chiamavano la sposa di Cristo, poiché vedevano in lei la purezza e la dedizione che solo un'anima consacrata al divino poteva possedere. La sua vita era un esempio di virtù e amore per tutti coloro che avevano la fortuna di incontrarla. Ma la sua fama non tardò a raggiungere anche le orecchie del governatore locale, un uomo chiamato Fabrizio. Mossi dalla curiosità e dalla volontà di dimostrare il proprio potere, Fabrizio fece chiamare Dorotea a corte. Con carezze e minacce cercò di smuoverla dalla sua fede, ma Dorotea, con la sua semplicità e la sua determinazione, confondeva gli intenti del giudice. Non volendo rinunciare alla sua fede per nessuna minaccia, Dorotea si trovò ad affrontare prove sempre più difficili. Fabrizio, in un ultimo tentativo di piegarla, la mise nelle mani di due donne rinnegate, Crista e Callista, sperando che potessero influenzarla. Ma la giovane Dorotea, invece di soccombere, riuscì a confondere e convertire le stesse donne, dimostrando così la forza e la verità della sua fede. Infuriato dalla sua incorruttibile determinazione, Fabrizio condannò le due convertite al supplizio, ma Dorotea, pur presente durante l'atroce spettacolo, non si lasciò scalfire dalla paura. Al contrario, incoraggiò le due donne a rimanere salde nella loro fede fino alla fine. Nonostante i tentativi disperati del governatore, Dorotea rimase saldo nella sua fede, tanto da subire personalmente la tortura e infine la condanna a morte per decapitazione. Ma la sua morte non fu fine, bensì un nuovo inizio, poiché con il suo sacrificio portò un'altra anima a Cristo. Anche dopo la sua morte, la sua storia non finì. Un giovane dottore di nome Teofilo, ascoltando le parole di Dorotea riguardo al suo matrimonio con Cristo, le chiese in tono scherzoso dei fiori e dei frutti dal giardino del suo sposo. Promesse della santa, e così, poco dopo la sua morte, un angelo presentò a Teofilo un cesto pieno di miracoli che, toccato dalla grazia divina, gli donò una nuova vita attraverso la fede. E così la storia di Dorotea, la giovane santa di Cesarea di Cappadocia, continua a ispirare e a illuminare il cammino di coloro che cercano la vera fede e la vera dedizione al divino.
La sua vita e il suo sacrificio rimangono un esempio di coraggio e amore per tutti coloro che hanno la fortuna di conoscere la sua storia. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.